Lasciami passare dentro. Ecco. Vai pure. Sì. Guarda che vedo giù tutti. No. Chi ha qualche preoccupazione? Te pare che si sia a casa dentro in acqua? Se fai il gusto di dire, senti come che dove è quanta. Anche al fine si può portare questa sera. Guarda che stasera ti riesci ad andare in acqua, ti Vuole esprimere un giudizio? Sì, stasera ti rischi sul Mose. Tu stasera rischi grosso stasera. Andai che rompa e vai a gente che con l'acqua alta. Insomma, ma perché distrugge? Insomma, ma allora abbiamo qui la fortuna di vedere il barbiere di Venezia, Luciano, che è preoccupato della sua bottega. Situazione? La situazione critica qui, perché dicono quanto dovrebbe venire? 1,40. 1,40, ma ti va sotto acqua nemmeno. Oi, ciao Alberto! È la poltrona del barbiere. Siamo tutti qua. Anche il mondo di Cristiano? Sì, siamo tutti qua. Siamo in batteria. Insomma, allora quindi potrebbero esserci delle preoccupazioni, insomma, dai. Siamo qua apposta? Ma nessuno della protezione civile, qualcuno, non si è visto nessuno. No, Ma è il qua. Mose, il Mose? Qua non esiste che roba. È il Mose. E dov'è il Mose? Il Mose. Dov'è il Mose? La protezione, speriamo. Dove c'è il Mose qua? Il Mose di questi Mosi nostri. Ah, questo protegge però questo, no? Certo, guarda che roba. Verrò a trovarti più tardi, dai, verrò a trovarti più tardi. Bene, bene. Buon proseguimento, sta attento per cara che te nega stasera. Stasera rischi grosso stasera. Va bene. Ciao. Buona serata. Non sarà tanto vero. È messo così, ma sei in fondo. Guarda, ecco questo qua. Alcune cose viene da dentro. Qualcosa è brutto.
l'acqua. E qui il capo della rivolta antiacqua alta. Che nascosto. Sono qua apposta per l'intervista. Guarda, sono rotto, non mi avanzo più. Sentiti in caregone, qua tira tante di che in carega, qua. Che ti faccio un shampoo. Non ho perso stufo. Basta, adesso sugo e vado via. Giusto? Ma c'è una vergogna, caspita. C'ho. La colpa è qualcuno, no? Racconti la sua esperienza, lei. Ma tutta sta notte cosa hai fatto? Sta qua. Chi si sta qua? Ma ti ha fatto anche una dormitina qua con l'acqua? No, Ma ci sta un momento di bassa? Sì. La più bassa era sempre il 15, già vedi te. In tanti anni non avevo mai vista così cagare così poco. Non aveva fatto in tempo a caere, che è sempre solo da nuovo, come? Che passa bene i capelli dei veneziani qua. Mi lavo con l'acqua alta, no? Eh? Mi lavo con l'acqua alta i capelli veneziani. La metto via tutta, la metto via. 1,320. Ti vieni lo stesso? No, stanotte. Basta, ti sei. No, non mi Ti affatto. vieni a mania, è mattina. Stanotte non ce la faccio. Insomma ti prendi i vestiti, comunque, non è attressato. Sono andato a morire dal freddo. Fa anche a freddo in effetti. Perché basta, sa? È stanca ste robe, stanca. Sanno? Ehi! Ho tirato sta venita di festa? Sì. Mia. No, non si mette male quest'anno, sa? Ci ha graziato l'anno scorso, ma quest'anno la sta facendo pagare tutta. Manca qualcosa, ma non so cosa. Per oggi vede poca gente che viene No, a tagliarsi i capelli. Ecco, proprio. Ti saresti sera. se riesce. Io ero a casa, ma avevi tirato via che ti aspetta. Adesso. Ciao Luciano, arrivederci! Alla prossima acqua alta! Mica che viene a farmi i capelli. Speriamo più tardi possibile qua. Se c'è per quello. Comunque ti do un bel scaì qua, non ti da mica. Ah no, qua sotto. Va bene, dai. Quasi quasi gli faccio uno shampoo. Lo tengo un po' di acqua passata. Senti Luciano, ma non si poteva organizzare un bel briscoion qua? No, altro che abbiamo fatto. Prima siamo andati ieri a notte mangiare che in compagnia, dopo siamo andati a bevere, dopo ancora a bevere, dopo ci ritrovavamo e noi abbiamo fatto un po' di bisboccia. Questo è un aspetto sconosciuto. Sì, ormai siamo qua e tutte adatti alla situazione, no? Cerchi Ma di... c'erano anche giovani donne, no? Ed era tutto in vetto. Dicevo che qua la maggior parte era uomini, che c'era un paio, 2 o 3 donne che ogni tanto in compagnia. Allietavano. Sì, che vuole. So. Ancora acqua ti usi. Sì, perché ne ho visto poco. Va bene, ti lascio. Va bene. Ciao Luciano, fra poco arrivo. Ciao, A Orlando. tagliarmi i capelli. Finalmente a acqua. Era ora.